Una buonasera, siamo a Malborghetto, che è di fatto una delle capitali della Val Canale. Vogliamo raccontarvi la tradizione dei Krampus, sempre attuale. Siamo veramente a due passi da Palazzo Veneziano, che vedete che il nostro Paolo Bassi riprenderà fra pochi istanti. Palazzo Veneziano che è anche la culla del museo etnografico, ma è anche un volano per tutte le attività culturali e di attrazione turistica della zona. Ma c'è anche un'intrusa che è una certa Arianna Donadelli, assessore alla cultura per il comune di Pontebba. Grazie per aver accolto nuovamente il nostro invito. Partiamo da qua per raccontare cosa, Arianna? Partiamo da qua, è il paese diciamo a metà della lunga dei 20 km della Val Canale, per parlare della tradizione dei Krampus. In particolare adesso entreremo a Palazzo Veneziano, in cui è allestita una mostra temporanea a tema Krampus tra ieri e oggi. Ecco, quindi accomodatevi sui vostri divani, sulle poltrone e con la Donadelli vorrei chiedere un po', oltre a parlare appunto all'interno di Palazzo Veneziano, che cosa i nostri telespettatori, come li delizieremo? Li delezieremo con la storia dei Krampus, la tradizione da dove nasce questa bizzarra tradizione. Parleremo di tutto quello che accompagna queste giornate speciali che si svolgono attorno al 5 di dicembre in Val Canale e nella vicina Austria, nella vicina Slovenia. Chi sono i Krampus, Arianna? I Krampus sono delle creature demoniache che si risvegliano dai boschi, che abitano nei nostri boschi e che al calare della sera, nel periodo che precede il Natale e il solstizio d'inverno, scendono in paese per intimorire i bambini che non si sono comportati bene durante l'anno. Senti, Bassi, che il nostro operatore in maniera artistica sta riprendendo questa collina che di fatto finisce con quei tre alberi. Potrebbe essere menato dai Krampus? I Krampus non è che menano, i Krampus puniscono. Non so, dipende dalla sua coscienza. I Krampus sanno chi si è comportato bene e chi non si è comportato bene. Loro sanno tutto perché durante l'anno, durante tutti i giorni dell'anno ci guardano dalle montagne, prendono appunti insieme a San Nicolò e poi decidono cosa c'è da fare. Quindi lo vedo già pieno di lesioni perché Bassi non è sicuramente un bravo bambino. Scherzi a parte, adesso noi entriamo e andiamo a Palazzo Veneziano. E siamo all'interno della hall di Palazzo Veneziano. Allora, Arianna, adesso chi troviamo? Troviamo Lara Magri, che è la responsabile e curatrice della mostra e di tutta la parte culturale di Palazzo Veneziano. Allora, io vado assieme al nostro Paolo Bassi, questa di fatto è la reception, e ho visto da lontano e vedo da lontano questa slitta, è un colore rosso natalizio, rosso cardinalizio. Magri, buonasera. Buonasera innanzitutto. Senta, ma c'entra qualcosa col Natale? No, non c'entra con il Natale, è questa una slitta che fa parte semplicemente del patrimonio etnografico custodito all'interno del nostro museo, che è un museo del territorio, raccoglie varie sezioni che vanno dalla geologia alla paleontologia, all'etnografia, alla foresta, e riguarda in generale l'area del Canal del Ferro e della Val Canale. E per quanto riguarda l'etnografia è soprattutto incentrato sulla parte della Val Canale. Senta, di che anno è il Palazzo Veneziano e le chiedo anche lo stato di conservazione. Sì, allora il Palazzo Veneziano è della fine del Cinquecento, diciamo che come lo vedete oggi rispecchia un po' la costruzione iniziale, soprattutto per i primi due piani. Chiaramente ha subito delle modificazioni architettoniche durante la sua storia, che è una storia molto lunga. Nasce come dimora privata di famiglie proprietarie di fucine all'epoca in cui Malborghetto apparteneva al vescovo di Bamberga in Germania, e nel corso della storia ha cambiato più volte destinazione d'uso. Nel corso dell'Ottocento è stato un albergo molto famoso, venivano clienti illustri anche dall'Austria.
il giardino ospitava dei chioschi di acqua termale e quindi aveva una clientela abbastanza rinomata. È stato albergo fino alla fine, fino alla seconda guerra mondiale, in particolare verso gli anni 40. Gli ultimi proprietari hanno optato per la cittadinanza germanica. Allora nel 1939, in base agli accordi tra Hitler e Mussolini, fu data alla popolazione locale la possibilità di scegliere se restare cittadini italiani o scegliere il Reich. Gli ultimi proprietari dell'albergo decisero di optare per la Germania e quindi se ne andarono. Il Palazzo Veneziano passò, come tutti i beni degli optanti, all'Ente Nazionale Tre Venezie, che poi lo mise sul mercato e fu acquistato dal Collegio Tomadini di Udine, divenne colonna estiva per ragazzi e poi Palazzo Veneziano museo. Allora Lara, ci diamo del tu o del lei? Diamoci del tu. Allora, autorizzati a darci del tu, che cosa troviamo? Che cosa sta riprendendo il nostro Paolo Bassi adesso? Allora, il piano terra di Palazzo Veneziano ospita in questo caso una sezione che riguarda la geologia del territorio, geologia e paleontologia. Ci sono esemplari che riguardano le particolarità delle rocce che troviamo nel nostro territorio. Ricordo che proprio qui in Val Canale ci sono le miniere di Raibl, quindi laddove si estraeva piombo e zinco. Una sezione geologica che riguarda paleontologica, conserva una bella collezione soprattutto di fossili provenienti dall'area del Passo Pramollo. E a questo proposito voglio ricordare la presenza a Pontebba di una bella mostra permanente che si chiama Quando Pramollo stava all'Equatore, ed è una bellissima mostra che raccoglie altri esemplari di questa importante zona. Allora, noi adesso abbiamo esplorato quest'area, ve lo ricordo, lo scrigno di questa sera è dedicato alla tradizione dei Krampus. Prima di salire, Lara, dove troviamo che cosa al secondo piano? Sì, troviamo una mostra temporanea che è proprio dedicata alle maschere dei Krampus. Allora, noi adesso ci spostiamo, ritorniamo appunto nella hall di Palazzo Veneziano. Abbiamo ancora 2 minuti. Diciamo un po' come siete organizzati e poi ci ritroveremo al piano di sopra subito dopo la pubblicità. Sì, il museo è aperto tutto l'anno, tutti i giorni tranne il lunedì. È aperto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18. E oltre alla parte permanente che si struttura su 3 piani dell'edificio, ci sono 2 sezioni dove vengono allestite delle mostre temporanee, come quella che vi farò vedere adesso. Abbiamo anche 2 sale conferenze dove facciamo molto spesso degli eventi, concerti, presentazione di libri, incontri, insomma tutto quello che fa parte della cultura. E noi adesso saliamo e andiamo in pubblicità. Ed eccoci qui, seconda parte dello scrigno. Come promesso siamo saliti di 2 piani con Lara. Allora, qui che cosa trova il visitatore? Qui abbiamo una mostra temporanea dedicata al Krampus. Allora, io vedo quadri e vedo soprattutto le maschere al centro. Sì. Allora, la mostra nasce con un intento. È strutturata innanzitutto su 2 sale e vuole mettere in comparazione le maschere di oggi con le maschere di ieri. Le maschere, in particolare in questa prima sala, abbiamo una carrellata di foto del fotografo Roberto Bait di Pontebba, che ha fatto un'indagine fotografica di alcuni anni, dal 2014 al 2017, atta proprio a documentare le tipologie di maschere attualmente portate dai ragazzi. Nella sezione qui vicino ci sono immagini tratte dall'archivio fotografico di Palazzo Veneziano, immagini che ritraggono i Krampus dagli anni 60 ai primissimi anni 90. Allora io, come ho fatto a Re di Puglia per il museo appunto dedicato alla prima guerra mondiale,
voglio cedere il microfono alla Lara Magri e idealmente voi siete a casa, ci state guardando e la Magri vi porta a spasso e vi spiega che cosa trovate in questa prima sala. Quindi io ti lascio il microfono e poi visiteremo assieme la seconda sala. Va bene. Allora, dovendo descrivere i contenuti di questa sala, posso dire che si tratta appunto di un'esposizione che è frutto dell'unione di due mostre. La prima è sostanzialmente una personale fotografica di Roberto Bait e propone una rilettura della tradizione attraverso la chiave della spettacolarità contemporanea. Si tratta appunto di un'indagine fotografica che è il risultato di una ricerca sul campo che ha preso le mosse dall'interesse dell'autore per la maschera come prodotto artistico, piuttosto che dal ruolo che essa assume nel contesto culturale e rituale di cui è simbolo. E le fotografie sono state diciamo catturate in vari paesi della Val Canale, da Cave a Coccao, dove si svolge una sfilata, a Malborghetto, a Pontebba, e, come dicevo, dal 2014 al 2017. Sono fotografie particolarmente suggestive che non mettono in risalto il rito, ma si focalizzano proprio sulla maschera, sul mascheramento, sul vestito e sull'atteggiamento che il Krampus assume nel rito. Al centro abbiamo voluto mettere alcune maschere che provengono tutte fatte dai ragazzi del luogo. Si tratta di maschere realizzate con diversi materiali. Abbiamo la maschera realizzata col poliuretano espanso e poi scolpita con la pelliccia artificiale, e abbiamo delle maschere lignee che sono veramente delle opere d'arte, rivelano proprio l'abilità di alcuni ragazzi che hanno anche imparato e si sono avvicinati alla scultura proprio per il desiderio di realizzarsi la maschera da soli. Abbiamo ad esempio questa maschera rossa realizzata da uno scultore locale che mi piace citare, Michele Mischkot, che ha imparato proprio a costruirsi le maschere e ha preso da allora, ha anche acquisito una padronanza proprio nella scultura lignea. Ed eccoci qui, sono tornato, Lara di fatto vi ha illustrato i dettagli di questa sala dove vengono raccontate appunto i Krampus con le immagini di Roberto Bait, e assieme a Paolo Bassi con calma noi ci spostiamo nella sala numero 2 dove c'è sempre Lara che ci attende, e qui vediamo altre immagini, altre maschere dei Krampus. Che cosa cambia fra la prima e la seconda sala? Allora, questa sala ci serve per creare una sorta di ossimoro visivo, no? Vogliamo proprio mettere in contrapposizione e documentare in maniera visibile la straordinaria evoluzione di questa tradizione. Queste sono maschere degli anni 70, 80, fino ai primissimi anni 90. È chiaro, no? È molto evidente la differenza e documenta la straordinaria vivacità della tradizione, perché se una tradizione si evolve e migliora e crea nuovi prodotti, attira nuovo interesse, è sicuramente una tradizione che piace, che attecchisce nel mondo giovanile. Queste sono maschere che provengono da delle collezioni private e che alcune sono state donate al nostro museo e fanno parte dell'allestimento della sezione etnografica, e le abbiamo spostate qui per l'occasione. Tutto intorno ci sono delle fotografie, anche qui prevalentemente della zona di Tarvisio, ma anche di altri comuni. Fanno parte dell'archivio fotografico di Palazzo Veneziano. Noi abbiamo un archivio di immagini digitali provenienti da archivi familiari.
Queste sono, gran parte sono fotografie che provengono da archivi privati di Tarvisio e di Malborghetto. E, abbiamo anche delle immagini, in particolare queste due, che sono qui alla nostra destra, che ritraggono gli Spitzparkli di Pontebba, perché la tradizione è un po', a Pontebba era ed è un po' diversa rispetto alla Val Canale. Mentre nei paesi della Val Canale si parla di Krampus, a Pontebba fino a non molti anni fa si parlava esclusivamente di Spitzparkli, che è un nome che ha un'etimologia particolare, anche un po' controversa. Alcuni studiosi ritengono che Spitzparkli derivi dal tedesco Spitzbartl, barba a punta. Altri fanno riferimento allo sloveno, che Parkeli significa unghia di artiglio, unghia di animale. E anche tra l'altro una parola che poi è stata mutuata nel friulano di Pontebba, con riferimento ad esempio all'unghia della mucca, che viene definita appunto Parkli. Rispetto ai Krampus della Val Canale, solitamente i ragazzi di Pontebba si annerivano il volto con la fuliggine, indossavano dei vestiti vecchi, rovinati, delle mantelle, e la pratica, diciamo, comune era quella di formare dei piccoli capannelli. In ogni capannello c'erano più Spitzparkli e un santo, e il gruppo girava per le vie del paese a fare la questua. Arrivavano nelle case scuotendo campanacci e catene, il padrone di casa apriva loro la porta e spaventavano ovviamente i bambini dove c'erano e ricevevano in cambio un piccolo, non so, dei dolci, un mandarino, piuttosto che qualche soldino. Io stessa negli anni 90 ho fatto lo Spitzparkli. Ecco Lara, dobbiamo dire, ma perché qualche volta i Krampus, la loro specificità è quella del fatto di picchiare? Sì. Diciamo che fa parte un po' dei riti di passaggio, no? È una tradizione chiaramente molto antica, una tradizione pagana, poi assimilata dal cristianesimo. Mentre il Krampus, che è il primo dispensatore dei doni del periodo invernale, è la figura che interpreta il bene, il Krampus ha lo scopo di educare la gioventù, i bambini, attraverso la punizione. Fondamentalmente questo è il suo ruolo. Affianca il santo, ma mentre il santo cerca di educare attraverso la bontà, il Krampus fa l'opposto. È una contrapposizione, perché in queste immagini vediamo San Nicolò che di fatto è un dispensatore di doni e di sorrisi, no? Esatto. San Nicolò è proprio una figura, diciamo, il perché San Nicolò sia appunto il dispensatore dei doni lo si deve ad antiche leggende. Noi abbiamo ad esempio un affresco bellissimo nella chiesa di Coccao che documenta la leggenda, conosciuta comunque a livello nazionale, che documenta la leggenda di San Nicolò, che avrebbe salvato 3 ragazze poverissime dal loro triste destino, erano destinate alla prostituzione, regalando loro un sacchetto di monete d'oro, e questo ha permesso loro di avere una dote e di sposarsi. Da questa leggenda nasce un po' il suo ruolo di dispensatore di doni e di salvatore di fanciulli in qualche maniera. C'è dietro, lei mi ha chiesto perché picchiano. Di fatto è anche un rito di passaggio, perché gli adolescenti li sfidano, in qualche modo vogliono dimostrare di essere coraggiosi, in qualche modo di essere adulti, di avere il coraggio di affrontare una figura diabolica come quella del Krampus. C'è un gioco di ruoli, no? Perché poi saranno loro stessi l'anno dopo magari ad interpretare il Krampus in una inversione dei ruoli.
Ecco Lara, la figura del Krampus è una figura prettamente maschile, e le donne? E le donne hanno iniziato pian piano ad infiltrarsi in questa tradizione. Ci sono due ruoli, se posso dire, della donna. La donna spesso, fino a qualche anno fa, faceva parte del pubblico ed era oggetto di particolare attenzione da parte del Krampus. Anche lì una sorta di sfida, no? La ragazza che veniva picchiata o veniva attenzionata, diciamo, dal Krampus, era una ragazza che aveva una sorta di riconoscimento sociale, no? Era quasi un vanto per le ragazze essere oggetto dell'attenzione del Krampus. Anche qui fa parte dei riti di passaggio. Adesso la donna sta in qualche modo prendendo un ruolo attivo, no? E da alcuni anni, soprattutto in Austria, si è diffusa la figura della Krampa, cioè della donna Krampus, vestita da diavolo, ma comunque con un mascheramento che fa presagire che si tratta di una donna, cioè vuole comunque, non è un mascheramento da Krampus maschio, ha dei lineamenti che fa presagire che sotto c'è una donna. Ecco, fra poco mostreremo anche, c'è anche un collegamento alla gastronomia, c'è il pane, no? C'è il pane dolce, che è il tipico dolce che viene distribuito dal santo, a Tarvisio ad esempio casa per casa, oppure nella piazza durante la manifestazione. A Pontebba invece è il dolce che si trova sul comodino o sul piatto la mattina del 6 dicembre, quando i bambini si svegliano. Che rivalità c'è fra le varie località? Perché i Krampus non sono tutti uguali. No, i Krampus non sono tutti uguali, ci sono diversi modi di interpretare la tradizione. Diciamo che possiamo distinguere due gruppi. Ci sono i puristi della tradizione che ritengono ad esempio che il Krampus debba farsi vedere solamente il 5 dicembre all'imbrunire, che non debba mostrarsi in altre occasioni, e ci sono invece dei gruppi o dei ragazzi che invece si esibiscono anche all'interno di sfilate fuori data rispetto al 5 dicembre o anche in altri territori. Per cui c'è una sorta di diatriba tra queste due fazioni in qualche maniera. Scusa, ci sono Krampus più buoni e Krampus più cattivi? No, sono cattivi tutti. No, diciamo che il loro ruolo è quello di essere particolarmente tremendi. Allora, con questo racconto noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, abbiamo ancora molte cose da raccontarvi sul mondo Krampus. A tra poco. Ed eccoci con la terza parte dello scrigno. Siamo beati tra le maschere dei Krampus. Con Gualtieri scherzavamo prima, speriamo che da casa distinguano insomma, siamo delle bestie tra le bestie, diceva anche la Donadelli prima. Senti, che rapporto hai con questo mondo? Beh, un rapporto che fa parte della mia vita, nel senso che insomma chiunque si trovi a crescere e addirittura magari a nascere in questi territori non può essere lontano dai Krampus. All'inizio li vive con paura, con ansia, con terrore, poi con un pizzico di ammirazione e forse un po' di invidia, e poi arriva il momento in cui, se sei degno, inizi a farne parte. Ecco, questo è un passaggio particolarmente interessante. Quando tu dici degno, quindi non tutti possono essere Krampus. No, sicuramente no, insomma c'è tutta una trafila da passare. All'inizio si diceva che se non le avevi prese da bambino non potevi fare il Krampus, insomma, anche perché ti faceva capire cosa significava poi nel momento in cui tu lo diventavi, fare le stesse cose che avevi subito, dovevi capire fino a che punto potevi arrivare. E poi è fondamentale, come in tutte le tradizioni, essere parte della tradizione. Non è che una persona che arriva da fuori, che non l'ha mai vissuta, non ha mai partecipato, non ha mai aiutato, d'improvviso ne fa parte.
Questa è una cosa che accade ovunque ed è quindi questo il motivo per cui devi esserne degno. Ecco, Tiziano, dicevi quelli che sono stati menati in teoria potrebbero diventare Krampus. Credo che i Krampus in questi anni hanno menato migliaia di persone. Ma sai, fa parte del gioco, è una regola di ingaggio, chiamiamola così. Sai che nel momento in cui vieni a vedere queste cose e entri a far parte di questa tradizione, perché è un mondo a sé, sai che queste sono le regole. Se non accetti le regole vai a fare un altro tipo di gioco. Poi è ovvio che tutto c'è un limite, nel senso che non è che c'è questo accanimento da lasciare le persone per terra, però insomma... Io ricordo che da bambini c'era il vanto di tornare a scuola i giorni successivi e mostrare i lividi che avevi subito, perché dimostrava quanto eri stato coraggioso nell'affrontare questa paura ancestrale di questa figura che veniva a cercarti. Senti, strumenti di tortura? No, beh, a quei livelli no. Strumenti naturali, quello che dà la natura. Si usa quello che dà la natura, per cui insomma la natura non è mai cattiva, la natura ti dà la possibilità di utilizzarla per fare determinate cose, anche in questo caso. Quindi legno? Legno, soprattutto noce, perché insomma flette abbastanza e quindi insomma si sente, oppure altre cose come può essere codi di mucca o del cuoio, però insomma sempre usato con cautela. Scusa, ma il Krampus non ha pietà veramente di nessuno? Ma il Krampus non è fatto per avere pietà, il Krampus non conosce la pietà, il Krampus sa che ha un ruolo e fino a che può farlo porta avanti quel ruolo. Poi c'è sempre il santo che redime anche il Krampus, nel senso che insomma dà delle regole e ferma chi dovesse farsi prendere un po' troppo la mano. Fino a quando uno può essere Krampus? Potenzialmente fino a quando ne ha la forza. Poi è ovvio che a una certa età magari lasci il posto ad altri, anche perché magari diventi padre e quindi vuoi far fare al figlio lo tuo stesso percorso. Per cui insomma, diciamo che non c'è un limite d'età, c'è un limite d'età per entrare, perché tendenzialmente sotto i 18 anni non si può, ma poi uscirne, poi alla fine da questo mondo non ne esci mai. Senti, Lara prima ci diceva che esiste un'altra figura, la Krampa. Tu, da esperto di questo mondo, che pensiero fai? Ma diciamo che la donna ha iniziato a prendersi un po' più di spazio. All'inizio, anche nell'antichità, era impensabile perché, insomma, essendo una cultura maschilista, non era previsto che la donna ne facesse parte. Adesso il mondo è cambiato, il mondo si evolve e si evolvono anche le tradizioni. Anche in questo caso, diciamo che la donna... Da diavolo, chissà, magari può fare qualcosa meglio del Krampus uomo, non lo so, però insomma è un'evoluzione. Sono ancora una minoranza però. Sì, assolutamente sì, certo, anche perché insomma rimane comunque una tradizione prettamente maschile, è nata così ed è giusto che prosegua così. Senti, ed è una domanda che ho rivolto anche prima a Lara. I Krampus non sono tutti uguali. Quanta rivalità, quanto campanilismo c'è da queste parti? Tantissimo. Ognuno è orgoglioso di far parte del proprio gruppo, anche perché ogni gruppo ha le sue caratteristiche, ha le sue peculiarità, le sue differenze che non si trovano da altre parti. Prima avete parlato con Lara del fatto che esiste una chiesa che è dedicata al santo, la chiesa di San Nicolò a Coccau, ed è l'unica chiesa dove San Nicolò è il patrono. E anche in quel caso lì la differenza è che, ad esempio, si festeggia il 6 di dicembre e non il 5, perché San Nicolò è il 6. E lì c'è un'altra caratteristica unica in valle sicuramente e quasi sicuramente anche in tutti i territori dove esistono i Krampus, che San Nicolò e i Krampus entrano in chiesa. È una cosa che non si vede da nessuna parte, è una particolarità di cui il gruppo Krampus di Coccau è orgogliosissimo. E anche qui c'è una storia dietro, è una storia legata all'inizio dei primi del Novecento, quando Coccau era ancora sotto territorio austriaco, e gli anziani raccontano della presenza di San Nicolò all'interno della chiesa. Portava i doni, quelli di una volta, quindi frutta, mandarini, arance, cose del genere. Poi con l'arrivo della Prima Guerra Mondiale tutto si è interrotto.
poi il discorso degli optanti e del fascismo ha, diciamo, allontanato questa tradizione il più possibile, è tornata intorno agli anni 50, poi Cocao deve ringraziare una figura importantissima che è Don Giuseppe Morandini, chiamato Don Beppi, una persona che ha segnato la storia del paese e che ora non c'è più, e che è stato in grado di riportare il santo in chiesa nel 1976, ma ha aggiunto anche la figura del Krampus. E da quel momento i Krampus a Cocao entrano in chiesa e non si possono vedere da nessun'altra parte, è una magia unica. Senti, spesso, e questo lo racconto da più di 15 anni, religione e tradizione popolare camminano assieme. Beh, è normale. Diciamo che molte volte la religione si è sovrapposta alla tradizione popolare. Dove la religione non riesce a sostituire, allora deve inglobare, far parte, perché le tradizioni sono delle cose che rimangono all'interno del DNA delle persone e delle culture dei popoli. La religione non può toglierle, anche perché sennò sarebbe vista come un qualcosa di negativo. Quasi una censura. Certo. E quindi l'unico modo è farne parte, iniziare a entrare magari con calma, mettendo un piedino alla volta e poi adattarla, plasmarla in funzione che la religione diventi la tradizione. Senti, e poi scendiamo perché dobbiamo incontrare altre persone, ma la Donadelli, di fatto ti è capitato di menarla da Krampus? Ah, ma chissà se io faccio il Krampus, non mi ha detto che io lo faccia il Krampus. Avete capito? Cioè, il Gualtieri appunto era una domanda così a tranello, quindi non so se tu hai fatto il Krampus. Ma nemmeno io lo so se l'ho fatto. Ma tu, dalle informazioni che hai acquisito, la Donadelli è stata menata dalle informazioni così sommarie? Ma abbiamo indicazioni che le pene da espiare da parte della Donadelli siano ancora lunghe, quindi non è che è stata, sarà ancora, penso. Questa è una grandissima informazione, quindi diciamo che non potevamo chiudere meglio, quindi tu, visto che hai conoscenze in alto, puoi raccomandare agli amici Krampus di continuare nelle molestie alla signora Donadelli. Già fatto, già fatto. Perfetto. Ho detto una cosa superflua. Noi adesso ci fermiamo, scendiamo di un piano e proprio la Donadelli deve mostrarci qualcosa che è discutibile. Vediamo. Ecco, allora siamo usciti, quarta parte dello scrigno, siamo a 2 passi da un monumento naturale. E che monumento? Ha ben 400 anni, praticamente l'età della Donadelli, quindi buonasera ancora. Buonasera, buonasera a lei. Gualtieri sorride, quindi la battuta è buona. Allora, è alto 25 metri, leggo direttamente da qua, è una Tilia vulgaris hain, quindi circonferenza di quasi 6 metri e diceva appunto 4 secoli di vita. Scherzi a parte, questa è una figura, questa è la tua maschera che vedo che continui a pettinare. Sì, questa è la mia bambina praticamente, è stato amore a prima vista. Le ragazze normali si innamorano e iniziano e si commuovono davanti all'abito da sposa della loro vita, io davanti alla mia maschera. Dobbiamo, dopo con Gualtieri parleremo di questa cosa, ma abbiamo dei buoni specialisti e quindi credo che proviamo a farti curare. La Donadelli la ringrazio perché è giusto anche scherzare in questo periodo dove purtroppo c'è poco da ridere, visto che la pandemia non molla. In che materiale è fatta? Questa è fatta di legno, proviene dall'Austria, ti racconto l'aneddoto. Praticamente ho accompagnato i ragazzi che fanno parte del gruppo di Pontebba ad acquistare maschere piuttosto che vestiti nella vicina Austria, e a un certo punto mi sono girata, era lì per terra e ho detto, adesso parlo contro me stessa, ma caspita come mi assomiglia quella. Mi sono rivista, gli occhi azzurri, non lo so, e da lì è nata questa emozione, avendo vissuto anche l'emozione dei Krampus sin proprio da bambina, e col Krampus che mi veniva a trovare a casa, eccetera, ho sempre visto questa figura con un po' di timore, con un po' di curiosità, e da lì è venuta a casa con me. Dove la tieni? In camera.
Ti capita di svegliarti di notte e incrociare lo sguardo? No, raramente. Diciamo che non è sulla direttiva dello sguardo, però è lì con me. Ecco, prima il buon Gualtieri diceva le donne stanno cominciando a prendersi i giusti spazi, ce ne sono ancora da occupare. Sì, però secondo me soprattutto in certe tradizioni è giusto entrare in punta dei piedi. Cioè proprio è una tradizione, come si diceva prima, un po' maschilista ed è giusto che ci siano dei ruoli maschili, dei ruoli femminili, anche perché a dire il vero travestirsi e sfilare con la maschera, col vestito, la campana non è poi così facile, comporta un certo sforzo fisico. Arianna, chi è questa signora? Signorina, penso che potrebbe essere mia figlia probabilmente. Ilaria Soratto è la responsabile dell'ufficio turistico di Malborghetto. Allora Ilaria, stacchiamo un attimo, ovviamente essere responsabile di un ufficio del genere c'è cultura, c'è storia, ci sono ovviamente i Krampus. Con l'avvento che cosa succede da queste parti? Succede che a Valbruna, lungo la piana di Valbruna, c'è un percorso, un sentiero dedicato proprio all'avvento, lungo 2,5 km, dove si arriva, si percorre tutto il bosco, si entra sulla piana di Valbruna con tutto il panorama delle Alpi Giulie e si possono scoprire un po' le tradizioni della Val Canale, perché lungo il percorso ci sono una serie di sculture lignee, raffigurazioni lignee che parlano proprio delle tradizioni della Val Canale. Vogliamo dire, magari dare qualche data? Sì, allora c'è stato 27-28 novembre, adesso avremo il 4 dicembre, il 5 non lo faremo appunto per permettere la manifestazione ai Krampus, 7-8 dicembre, 11-12 e 18-19 dicembre, quindi tutti i weekend dell'avvento. Ecco, quindi il nome della manifestazione? Sì, Adventpur. Possiamo magari dare delle indicazioni se c'è qualcuno che vuole andare a curiosare in rete? Sì, allora abbiamo il sito su www.visitvalcanale.it, troverete subito un pop-up che riporta all'Adventpur, poi sui nostri social, quindi su Facebook, su Instagram, sulle pagine dell'ufficio turistico di Malborghetto Valbruna o su quella del comune proprio di Malborghetto Valbruna. Ecco, allora adesso noi ringraziamo la responsabile dell'ufficio turistico di Malborghetto. Adesso noi ci sposteremo e io ci provo, vorrei andare assieme alla Donadelli in un locale storico dove di fatto da tempo si cavalca la tradizione dei Krampus ma anche la tradizione enogastronomica. Prima Lara ci parlava di un certo tipo di pane, andiamo a vedere. Casa Ober-Ichter, Marina Giuitti è un'artista, un'artigiana di Malborghetto che assieme a suo marito e alla sua famiglia ha messo in piedi quello che, credetemi, credo che la signora ha sicuramente piacere. Visitate questa casa perché ha un'atmosfera assolutamente particolare. Arianna Donadelli mi segnalava intanto un dettaglio. Quel Krampus, signora, ha degli zoccoli. Perché? Dovrebbe essere il Krampus vero, quello che fa le marachelle più grosse e poi alla fine della serata, quando i Krampus si parlano fra loro, ecco, non l'ho fatto io, non l'ho fatto io, non l'ho fatto io, chi era il 13° Krampus, quello vero, quello con gli zoccoli. Questo è di fatto un trono. È il trono di San Nicolò, in cui alla fine del momento di incontro tra i Krampus e San Nicolò, lui si assiede qui, attorniato dai Krampus, diciamo, buoni, chiama i bambini e gli dice: ah, tu ti chiami Marco, vivi a Ugovizza o a Malborghetto o anche da un'altra parte, sei un bambino un po' dispettoso, non sei bravo con tuo fratellino. Il Krampus fa e alla fine dice: però so che aiuti la mamma a asciugare i piatti. Bravo, bravo, Krampus bravo, di una preghierina. I bambini dicono preghierina, non sanno mai, ma insomma cercano di dirla, e alla fine ricevono finalmente questo pacco di biscotti, cioccolatini, ma soprattutto con dentro un Krampus di pane dolce, perché mangiare l'oggetto della propria paura rende forti. E così finisce questa incredibile, splendida giornata di San Nicolò e Krampus. Signora, c'è internet, c'è Facebook, questo è una dimensione a sé, come me l'ha raccontata lei, nessun social potrebbe raccontarlo. Beh, ma io lo faccio sui social tutti i giorni,
È un modo per far entrare le persone in questa atmosfera straordinaria che, detto fra noi, è soltanto in Val Canale, perché altrove è diventata una cosa solo pubblicitaria e turistica. Qui è ancora molto intima. Io ho scritto finalmente, dopo 30 anni di tentativi, sono riuscita a scrivere il mio famoso libro dei Krampus, che è una risposta a tutte le domande che in 40 anni i bambini mi hanno fatto su questo argomento. Ogni anno io tengo un corso, qualche ora prima dell'inizio di questa manifestazione, a tutti i bambini che vogliono venire, è gratuito, e anche i loro genitori. Facciamo un oggetto che riguarda San Nicolò o i Krampus, quindi un talismano, che per me è una scusa per raccontare come funziona e per far affrontare questa cosa nel modo più giusto. E in quel momento ho avuto delle richieste, perché chi sono, da dove vengono, sono veri, sono falsi, perché ci sono dei ragazzi vestiti. E sono riuscita a mettere insieme tutte le risposte giuste per queste domande, senza perdere nulla dell'allure e della meravigliosa atmosfera magica che c'è in quel giorno, che è fondamentale da mantenere. Ecco perché noi insistiamo sempre che la festa di San Nicolò e Krampus, quella vera, è soltanto il 5 dicembre, quando fa buio per quelle 4 ore. Il resto del tempo sono soltanto persone che hanno il piacere e la gioia di farsi dei meravigliosi costumi, bellissime maschere e correre come pazzi. Ma il momento vero, quello in cui il Krampus vero entra nella mente di questi ragazzi e li fa diventare dei magici personaggi, e tutti gli altri, corollario, i ragazzini che li sfidano, i bambini piccoli che tremano e aspettano di parlare con San Nicolò stesso, l'angioletto, eccetera, sono tutti magici in quel momento, ma solo per quel momento. Senta signora, concludendo, suo marito, che si chiama? Silvano Nicolaucic. Ecco, ha avuto, anzi mi piacerebbe usare il presente, ha un ruolo importante in quella che è la cultura del Krampus. Perché? Beh, diciamo che fino agli anni 70, ai primi anni 70, i Krampus e San Nicolò erano espressione della tradizione popolare un po' casuale. Ognuno creava i propri gruppi, giravano per le case, forse qualche volta erano gli stessi genitori e così via. A un certo punto, negli anni 70, sono stati gli anni di piombo e la questura non permetteva più che nessuno girasse mascherato, e questo avrebbe fatto sparire questa meravigliosa tradizione che durava da secoli. E quindi mio marito e i suoi compagni da allora hanno avuto questa ispirazione di creare un'associazione e di mettere dei paletti precisi e delle regole precise per accedere al magnifico ruolo di Krampus e anche nel modo in cui questa festa doveva svolgersi. Queste regole sono tuttora validissime, sono sempre rimaste assolutamente adeguate. Devono avere più di 18 anni, devono fare almeno un anno di prova, devono fare servizio d'ordine, non devono bere, non devono parlare, perché Krampus non parla, solo grugnisce, non devono mai togliersi la maschera in presenza dei bambini, non devono picchiare assolutamente persone che non c'entrano, ma soltanto quei ragazzini che li sfidano, che sono tutti ricoperti di protezioni, e la sfida ai Krampus è uno dei momenti di crescita, un passaggio generazionale importantissimo per questi ragazzi. Molti di loro, orgogliosi di avere le mani gonfie dalle bacchettate, poi credono di diventare Krampus, quindi è proprio un passaggio naturale. E non devono mai e poi mai per nessun motivo picchiare un bambino piccolo. Queste regole sono rimaste ferme e hanno creato un grande seguito, e questi Krampus di oggi sono sempre entusiasti, bravi, molto concreti, molto seguono perfettamente tutto quello che devono fare, e ci auguriamo che così continui. E in questo momento l'evoluzione delle maschere ha subito un'evoluzione esplosiva, grazie anche ai film, alla televisione, alle capacità tecniche di questi ragazzi. Ogni tanto c'è un ritorno, io mi auguro sempre che ci sia un ritorno, perché ricordo che i Krampus che ho visto per esempio in Slovenia, a Ratece,
40 anni fa, che indossavano solo dei sacchi di pelo in testa e una lingua, facevano forse più paura di certe maschere meravigliose che oggi si possono vedere, ma è solo una mia opinione. Gioiti, grazie. Prego. Allora, le posso chiedere una cosa? Io vorrei chiudere la quarta parte dello scrigno seduto su questo trono. Non è che i Krampus poi vengono a cercarmi? Sono lì sotto, potrebbero prenderle le gambe, ma non si sa mai. Gioiti, lei è inquietante, quindi allora posso, se mi autorizza, allora caro Bassi, io mi siedo sul trono appunto è di San Nicolò questo? Di San Nicolò. Io la ringrazio per questa emozione, quindi non mi ero mai seduto su un trono. Guardi, la faccio andare via regalandole un San Nicolò e un Krampus. Grazie, li mostriamo alla telecamera del nostro Paolo Bassi, grazie alla signora e noi torneremo da queste parti, adesso andiamo a Pontebba. A lei. Quinta parte dello scrigno, da Malborghetto ci siamo spostati a Pontebba, con me c'è sempre Arianna Donadelli, ma prima di passare alle presentazioni degli artigiani che sono a Pontebba e che realizzano maschere di Krampus che finiscono in tutta Europa, lancio l'intervista, o meglio l'intervento che Luisa Rainer-Chiapp ha fatto per parlare del suo libro, proprio dedicato ai Krampus, questa signora è di Maiano. Io sono Luisa Rainer-Chiapp, sono l'autrice del libro Krampus, Diavoli Custodi, edito da Editoriale Programma e che sarà disponibile in tutte le librerie, le edicole e le piattaforme online a partire dal 3 dicembre. Allora, con questo libro ho cercato di fare un'indagine e sono partita da dei dati noti, però insufficienti. Il primo di questi dati è il nome stesso, Krampus. Pasolini diceva: il potere diabolico consiste nell'inganno linguistico, nella polvere dei secoli caduta sui nomi. E questa è la cosa che mi ha acceso un po' la lampadina, perché la prima volta che incontriamo il nome Krampus proviene da un'antica cartolina, antica neanche tanto, risalente semplicemente al 1897. Quindi una data molto vicina per quel che riguarda la storia e soprattutto che ha percorso poi un'epoca successiva molto travagliata, in cui non sempre questo tipo di ritualità si è potuta portare avanti. L'altro indizio, e in questo caso mi sono basata su quello che è la metodologia non più tanto antropologica ma quanto archeologica, cioè nel cercare sotto il testimone chiave il reperto. Quindi il testimone per l'archeologo è quella parte di terra che non viene rimossa. Lì dove sicuramente poi c'è sempre qualcosa di celato. E in questo celato c'era appunto la data, il 5 dicembre, il giorno sacro, che guarda caso anticamente era sacro a Fauno. Fauno che è un dio italico proto-latino, presente in questi territori già dal IX secolo a.C. e datazione che ci riporta all'inizio dell'attività mineraria di Cave del Predil, guarda caso. Di conseguenza, parlando di Fauno, ho deciso di ripercorrere a ritroso tutta questa tradizione di rituali mascherati, mascheramento zoomorfo, che ha delle costanti territoriali, e l'areale è ampissimo, si parla dell'areale del Danubio, e ascendenze temporali impensabili. Diciamo che chiudo lasciando un po' di curiosità dicendo che mi sono appoggiata al paradigma indiziario di Ginsburg, che presume per tutti questi fenomeni un antico sciamanesimo euroasiatico. E posso dire che anche i Krampus fanno parte di questi paleoglifi che si sono staccati dalle grotte per arrivare fino a noi, per parlarci adesso all'ultima chiamata del pianeta. Buona lettura. Ed eccoci qui, allora dopo l'intervento di questa autrice del libro dedicato ai Krampus, Arianna Donadelli, dobbiamo dire dove siamo? Siamo a Pontebba nella ferramenta Art and Work di Matteo Bricchi e Stefano Della Pietra, che hanno dedicato uno spazio del loro negozio ai Krampus. Ecco, qui di fatto queste sono opere che vengono realizzate a mano. Sì, viene tutto realizzato a mano, dai vestiti alle maschere, alle campane. Ecco, senti, di fatto lo dicevo prima in fase di introduzione, sono pezzi che
sono unici e finiscono veramente anche lontano. Sì, come tutte le cose fatte a mano, sono pezzi unici, pensati e realizzati ad hoc uno per uno e vengono esportati in tutta Europa dove c'è la tradizione di questi esseri bestiali. Allora, lui è? Lui è Matteo. Matteo, allora, Arianna, se fai un passo avanti, il nostro Paolo Bassi intanto sta riprendendo le vostre opere d'arte. Sì, come diceva Arianna, l'assessore qua di Pontebba, sono opere uniche, le facciamo tutte a mano, dalle maschere scolpite nel legno, poi ricoperte o in pelle oppure colorate con della tempera, mentre i vestiti sono anche loro di pelle vera di animali e li facciamo proprio su misura per chi ci richiede l'abbigliamento da Krampus. Vediamo i campanacci che ci siamo abituati a conoscere. Sì, questi sono i campanacci classici della figura del Krampus, ci sono di diverse tipologie, dalle più piccole alle campane più grandi, come potete vedere anche in esposizione, e dopo diciamo ogni Krampus se la può personalizzare come vuole, in base allo stile, in base al vestito, in base alla maschera e in base al proprio gusto. Senti, ma che mercato c'è? Il mercato diciamo è di nicchia, un mercato di nicchia ovviamente prevalentemente per delle zone montane, alpine del vecchio impero austro-ungarico, quindi Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca, qualche zona della Germania. E per nostra fortuna il mercato sta iniziando, noi siamo partiti da poco, però già quest'anno abbiamo avuto delle ordinazioni anche dalla Repubblica Ceca, oltre che dall'Austria e qualcuno in Italia. Non siete in tanti a fare queste cose? Beh, io penso in Friuli siamo gli unici, l'unico negozio, l'unico laboratorio artistico e artigianale dove produciamo in casa proprio queste opere. Ci sono diversi punti vicino Austria, però diciamo in zona prevalentemente siamo partiti noi, ecco, abbiamo lanciato noi questa iniziativa. Senti, che guanti sono? Questi sono dei guanti prodotti dal mio socio, sempre in casa nel nostro laboratorio. Sono i guanti che utilizzano poi i Krampus per sfilare e per fare le loro uscite. Ecco, noi vediamo lamiera, di fatto metalli e non solo, ma i materiali che vengono utilizzati? Materiali sono dei materiali che si trovano bene o male dappertutto, a parte le pelli che ci appoggiamo su delle aziende dove le conciano e le trattano per poi poter essere utilizzate, i metalli per le campane, i cinturoni eccetera li realizziamo tutti noi in casa con dei nostri fornitori di fiducia. Ecco, se dovessi chiederti questo che cos'è? Questa è una spina dorsale, diciamo, di un vestito, dove qua la vedete singola, ve la faccio vedere magari messa su un vestito. Questo è un mantello con la spina dorsale che esce dal mantello. Quanto tempo ci vuole per realizzare quello che sta riprendendo in questo momento il nostro Paolo Bassi? È un lavoro abbastanza meticoloso, di precisione, diciamo un vestito, le tempistiche per realizzare un vestito completo, quindi dai pantaloni al busto, come potete vedere da un busto del genere, che è fatto con un materiale particolare siliconico, il mantello, diciamo che all'incirca sono 3-4 giorni di lavoro. E in Italia dove siete arrivati con i vostri pezzi? In Italia c'è stato qualche ragazzo, qualche amico della valle che ha portato più che altro a riparare per quest'anno, a riparare il proprio vestito vecchio, anche perché sappiamo che purtroppo con la pandemia le sfilate sono state un po' bloccate e quindi non tutti avevano la possibilità magari di andare a spendere delle cifre esagerate per poi magari non utilizzare l'abbigliamento.
abbiamo invece, ci siamo spinti invece verso l'Austria, verso la Repubblica Ceca, come dicevo prima, andando invece a completare dei vestiti interi di campionatura anche, per poi magari il prossimo anno realizzare dei gruppi di Krampus interi sullo stesso stile. Allora noi adesso ci spostiamo e dove andiamo? Adesso ci spostiamo nel laboratorio che è adiacente al negozio dove abbiamo l'esposizione dove ci troviamo adesso. Abbiamo realizzato un piccolo laboratorio artigianale artistico dove appunto facciamo tutte le nostre opere, dalle campane alle maschere alle corna, che sono delle corna fatte in resina, e i vestiti. Allora, senti, ma questo è, in che cosa è fatto? Questa è una campana semplice in lamiera, all'interno, questa qua è proprio semplice, un lamierino fino, che adesso spesso viene utilizzato appunto perché è un materiale molto leggero rispetto ai campanacci tradizionali o di questo materiale, piuttosto che sono molto più pesanti. E allora adesso andiamo nel laboratorio dove vengono create queste creature. E ci siamo spostati, sono con Stefano Della Pietra. Questo è il luogo più delicato, il luogo più misterioso, forse il luogo più protetto, perché è nel retro bottega. È qui che di fatto si creano che cosa, Stefano? Ma si creano essenzialmente quello che è il mio pensiero dei vestiti, di questi animali, di questi uomini vestiti con le pelli. E sono, come dicevamo prima, delle opere uniche, dei pezzi unici che si creano appunto qui. Che pensieri fai quando sei solo con queste bestie? Ma i miei pensieri sono pressoché di esprimere al meglio la mia diciamo il mio Il tuo pensiero artistico. Esatto, esattamente, il mio pensiero artistico riguardante appunto questo argomento. E questa passione, visto che voi di fatto siete qui da pochi mesi, quando nasce? Ma la mia passione nasce da quando ero molto più piccolo. E di fatto i Krampus per me non andavano solo nel periodo invernale, ma andavano durante appunto tutto l'anno. Puoi spiegarci come vengono realizzati? Vedo ci sono dei telai. Sì, ci sono dei telai che sono realizzati sempre da me perché bisogna avere delle misure precise e appunto le maschere sono partendo dai blocchi di legno, cirmolo in particolare, pino, cembro, e poi vengono lavorate all'inizio con la motosega, poi chiaramente con gli scalpelli, mentre riguardante i busti, i pezzi davanti dei vestiti e le spine dorsali, si tratta di una lavorazione all'inizio con della plastilina, poi si fa lo stampo con le gomme siliconiche e poi la realizzazione del pezzo in sé va fatta in lattice. Senti, gli attrezzi del mestiere quali sono? Vedo anche una macchina da cucire. Sì, sono delle macchine da cucire per pellame ovviamente, perché chiaramente lo spessore del tessuto da cucire chiaramente è più spesso. E poi abbiamo gli scalpelli, abbiamo pennelli e tutto quello che riguarda un po' il lato anche artistico. Senti, chi è stato il tuo maestro, se c'è stato un maestro? Ma maestro c'è stato, sì, e mio papà insomma mi ha insegnato un po' tutto riguardante proprio l'applicazione dei materiali, come si utilizzavano i vari scalpelli, i vari macchinari, insomma. Come si chiama tuo padre? Roberto. Quindi è lui la tua bussola? Certo, era anche lui un Krampus. Ah, quindi Sì, era lui un Krampus, ha fatto il Krampus per più di 30 anni e quindi ne sa. E questo che il tuo socio ci ha appena adagiato, che cos'è? Ma questa è una semplice pelle che poi abbiamo recuperato da un vecchio vestito che si può riutilizzare in diversi modi, quindi facendo la parte sotto dei vestiti, dei pantaloni, piuttosto che un vestito con tutto a pelo, diciamo. Poi in base alla pelle, come viene trattata e come viene rasata, colorata, ci sono le varie applicazioni appunto.
Senti, qui si comincia a lavorare a che ora? Qua si inizia presto e si finisce tardi, perché purtroppo sì, sono lavori appunto, come dicevamo prima, meticolosi e quindi bisogna perderci parecchio tempo. Senti, come un buon cuoco non rivela le ricette, ci sono dei segreti? Sì, ci sono dei segreti che sto ancora imparando perché chiaramente sono all'inizio io, quindi sto ancora imparando. Allora, noi adesso ci fermiamo, ringraziamo questa coppia di giovani imprenditori, adesso noi ci fermiamo appunto e ci rivediamo con Arianna Donadelli perché dobbiamo parlare di qualcosa di buono, Andiamo in pubblicità. Eccoci con la sesta e ultima parte dello scrigno. Abbiamo parlato a lungo di Krampus, abbiamo cominciato da Malborghetto e siamo arrivati a Pontebba. Ivan Buzzi è il primo cittadino pontebano. Allora, intanto, Sindaco, ci diamo del tu, no? Ci diamo del tu. Hai fatto sia il Krampus che San Nicolò? Nei miei anni di gioventù. Sì, mi è successo anche questo, però è sempre un'esperienza che poi ti porti dentro, che ti ricordi, insomma anche aver fatto il Krampus da ragazzo, aver fatto parte del gruppo che organizzava in quegli anni col Circolo Culturale Sirio, ero presidente, perciò abbiamo organizzato dagli inizi di questa manifestazione, quando è stata un po' ripresa negli anni 80 e 90, ci siamo impegnati in questo percorso e sicuramente insomma, porto dei bei ricordi, delle esperienze che poi insomma, sicuramente anche chi dopo di me è arrivato nel gruppo e nel circolo ha avuto modo di poter fare. Ecco. Sindaco, due ruoli diversi, no? Di fatto San Nicolò che di fatto rappresenta la bontà e Krampus l'essere malefico. Certo, è quello che un po' rappresenta questa festa, questa antitesi fra il bene e il male. Negli anni ho avuto modo anche di fare questo, di fare anche la figura di San Nicolò quando siamo andati a visitare i bambini nelle scuole. È un po' il succo, è un po' il sentire di questa manifestazione, no? Il fatto di ricordare quelli che sono gli aspetti negativi e positivi, il fatto di guardare avanti, no? Il fatto del Krampus che rappresenta le forze maligne e San Nicolò rappresenta il bene, che comunque deve sempre vincere sul male. È un po' il sentire, è un po' la rappresentazione di quello che questa manifestazione, che quello che questa festa rappresenta non solo per la nostra comunità ma per tutti i territori del mondo germanico, del mondo del nord. Arrivano fino qui a Pontebba, dove poi nella parte più bassa della vallata non c'è questa tradizione. Ecco, Sindaco, ma che differenza c'è fra il Krampus, visto che sei il primo cittadino, ma prima di essere sindaco sei stato anche cittadino di queste parti? C'è una bella concorrenza, per esempio, fra qui e le altre vallate? Ma più che concorrenza, diciamo che ognuno cerca di sviluppare, di proporre e di portare avanti la tradizione, dando anche dei risvolti che possono essere di carattere culturale, turistico. Insomma, abbiamo cercato in questi anni sempre di crescere, di migliorare, e tant'è che quest'anno, come avrete saputo, insomma, non organizzeremo la manifestazione l'8 perché insomma, le condizioni sanitarie non lo permettono, ma sicuramente il 5, come facciamo ogni anno, faremo questa manifestazione un po' più contenuta, un po' più piccola per i bambini, perché poi è questo, no? L'evento che ha il suo senso in questo, fare una manifestazione, fare un evento per i più piccoli, perciò in questo caso quest'anno ci impegneremo e porteremo avanti questo momento per i più piccoli della nostra comunità. Sindaco, sappiamo che i primi cittadini non si annoiano. Sotto l'albero il sindaco di Pontebba cosa vuol trovare? Sotto l'albero, ma quello che vorrei trovare è un po' più di normalità, un po' più di tranquillità e soprattutto un po' più, diciamo,
di vivere senza questa preoccupazione che purtroppo continua ad esserci, che continua anche a essere presente nelle nostre comunità, nella nostra vallata, che è quello insomma, dell'epidemia, che soprattutto gli amici austriaci in queste settimane si devono confrontare anche con un lockdown impegnativo. Ecco, quello che io spero è che grazie anche alle vaccinazioni e all'attenzione di tutti possa poi portarci a una primavera di normalità, di tranquillità e soprattutto superare questo periodo che è diventato impegnativo anche dal punto di vista economico per tante attività e tante realtà. Bene, con questo auspicio ringraziamo il sindaco di Pontebba Ivan Buzzi e noi ci ritroveremo qui per la chiusura con l'assessore alla cultura Arianna Donadelli, che chiuderà con quella che è un po' la tradizione principe del pane dei Krampus. Ci siamo spostati e di fatto vogliamo chiudere con un elemento tradizionale di quelli che sono i Krampus, e questo, Arianna, è il pane dei Krampus. Sì, questo è il pane dei Krampus, è un pane tipico che viene fatto solo nei giorni antecedenti alla festa, quindi si può trovare credo dal 3 al 4 di dicembre in tutte le pasticcerie o panifici della valle. Tu l'hai fatto in casa? Sì, io l'ho fatto in casa con una ricetta tradizionale tramandata dalla nonna. E qualche famiglia lo fa in casa, chi magari ha un po' di più passione per la cucina e non ha i bimbi che sbirciano e scoprono questo segreto, perché in realtà il pane dei Krampus lo porta San Nicolò. A Pontebba lo porta durante la notte e lo fa trovare per fare colazione ai bambini insieme al caffè latte, mentre negli altri paesi viene consegnato la sera quando San Nicolò arriva comunque nelle piazze. Beh, allora la nonna si chiamava? La nonna si chiamava Paola e la ricetta curiosa è stata che quando sono andata a cercare la ricetta dopo che lei è mancata e non faceva più il pane il pane dei Krampus per tutta la famiglia, c'era scritto farina, uova, zucchero, senza le quantità, probabilmente lei andava a caso. Poi ho chiesto ad altre signore e mi hanno dato anche le dosi. La ricetta è semplicissima, di un pane dolce che è farina, Manitoba 00, uova, zucchero, burro, lievito e le uvette per fare gli occhi e il naso. Si impasta, dopo gli si dà la forma del Krampus stilizzato tagliando le gambe, le due corna e le braccine e si infila il rametto che sta a indicare la frusta del Krampus, generalmente di nocciolo. Si mette in forno e quando esce gli si applica una lingua rossa di cartone. Allora, intanto che Arianna si organizza, perché vedo che ci sono qui a Pontebba il lavoro con i più piccoli è piuttosto intenso, vorrei leggervi questa preghiera che è presente su questo foglio datato 24 dicembre 1999, festa di San Nicolò e Spitzparkli. Questa è la preghiera, vedete San Nicolò e il Krampus, quindi il bene e il male e il fuoco che riscalda. Al calare della sera, nell'aria frizzante, si odono strani suoni di campanacci. In lontananza appare un inquietante corteo. Avvolti dal fumo e dal brillare delle fiaccole, i terribili Spitzparkli, Krampus, scortano San Nicolò sulla sua carrozza. E vedete che di fatto il male, tra virgolette, scorta il bene, Arianna. Sì, è proprio... intanto che la leggevi mi venivano i brividi, perché immaginarsi questa scena è veramente, per noi che l'abbiamo sempre vissuta, che continuiamo a viverla anche da più grandicelli, è proprio un'attesa un po' con curiosità, con angoscia, ma che non può mancare il 5 di dicembre. I Diaulins. I Diaulins da anni ormai nelle scuole si cerca di tramandare la tradizione dei Krampus, degli Spitzparkli. In questo caso è stato fatto un libricino dalle scuole che
hanno un ruolo di tramandare la tradizione, ma anche farla vivere in maniera serena ai più piccoli, senza il terrore, anche se poi nelle varie famiglie viene detto attento che se non fai il bravo arriva il Krampus o arriva lo Spitzbarkli. E vengono cantate delle canzoncine in friulano, in tedesco e in italiano, e loro sin da bambini, questi sono bambini di 3 anni, danno sfogo alla loro creatività disegnando i Krampus, che vanno a trovarli nelle scuole anche qualche giorno prima del 5 dicembre, se non già, dipende quando cade, se non già il 5 dicembre, e in genere i bambini creano qualcosa per i Krampus, che contenti magari il 5 di dicembre si ricordano e non li puniscono troppo, e in più ci si fa vedere, si fa vedere i Krampus in modo che si preparano a quello che sta per succedere. Questo è un libretto che ricorda appunto che il Krampus ha 2 corna, che porta con sé una catena, una frusta, che ha una lunga lingua rossa tipica, e poi praticamente hanno fatto la drammatizzazione anche della canzoncina. Sì, si divertono. Poi i vari comuni hanno fatto anche una serie di libri, di pubblicazioni per far avvicinare i bimbi alla tradizione, in modo che i genitori possano dedicare dei minuti a tramandare la tradizione, a raccontare come l'hanno vissuta loro, che cosa succederà, eccetera, eccetera. E insomma i bambini così possono anche divertirsi, non solo aver paura. Senti, le domande più ricorrenti dei piccoli sui Krampus quali sono? Se sono veri, ma certo che sono veri, perché sì, come dicevamo, vivono sulle montagne tutto l'anno insieme a noi nel nostro vicinato. E poi vorrei chiudere con questa pubblicazione, San Nicolò e il piccolo, di Barbara Jelenkovic e Giovanna Zordan, con di fatto il patrocinio del comune della città di Tarvisio, e le vedete di fatto il bene e il male. Ancora una volta questa è la piazza di Tarvisio, vedete il campanile innevato, nel mezzo appunto ci sono i doni di San Nicolò, e vedo probabilmente qualche figura stilizzata dei Krampus. Il pane non può proprio mancare, eccolo lì. E quindi c'è molto da raccontare, vedete con i disegni i piccoli si avvicinano a queste figure così strane, così paurose. Non mi resta che augurarvi, non a caso ho fatto un riferimento ai più piccoli, ai quali sono insomma il nostro futuro, vero cara Donadelli? Sì, bisogna sempre tramandare queste tradizioni, non dimenticarci noi che le abbiamo vissute e tramandarle ai bambini, perché sono il nostro orgoglio, il nostro futuro. Bene, io ti auguro un buon Natale, sarà un Natale particolarmente speciale e quindi noi sappiamo perché. Grazie e noi ci rivediamo. Certo. Grazie a Paolo Bassi per il consueto supporto tecnico. Alla prossima settimana con Lo Scrigno, ore 21, canale 11, 2 volte numero 1, ovvero sia Telefriuli.